Sì, mi prendo i 3 punti e mi prendo la prova del primo tempo. Il secondo, complimenti al Pavona che ci ha creduto fino alla fine, ha buttato il cuore, come si suol dire, oltre l'ostacolo. Alla fine ci ha detto bene, però potevamo gestire e dovevamo gestire meglio, soprattutto i gol che abbiamo preso su palle inattive. Queste sono situazioni che non si possono subire gol come quelli che abbiamo preso noi. Però complimenti al Pavona. Ci sono sicuramente delle squadre che hanno dei roster abbastanza importanti, con giocatori importanti, però le componenti per arrivare fino alla fine possono essere tante, compresa la panchina lunga. Per cui noi possiamo essere una squadra che è stata costruita bene e che può far bene, però come oggi abbiamo visto, come si cala un po' di intensità, qualsiasi avversario ti può mettere in difficoltà. Quindi noi combatteremo fino alla fine per perseguire quello che è l'obiettivo iniziale, quello di far bene. Le altre squadre ce ne sono tante costruite bene. Tortrettese è un'ottimissima squadra, allenata bene, con tanti giocatori forti. Frosinone, Alatri, tante squadre. Dire chi è la più forte in questo momento mi diventa difficile perché veramente sono 5-6 squadre, tra cui non sottovalutare il Meeting e anche il Pavona, che alla fine secondo me venderanno la pelle cara con tutti e sarà difficile per tutti venire qui a fare risultato. Sono rammaricato per il primo tempo e magari è andato un po' così, forse ci siamo buttati un po' giù mentalmente, ma qua dentro sicuramente non è mai finito niente. Come ho detto ai ragazzi, qua ogni secondo è importante. Il campo è molto ristretto, però la fatica si sente anche perché fa caldo e tutto quanto. Comunque complimenti ai miei ragazzi, purtroppo avevamo davanti una squadra molto attrezzata rispetto a noi. Noi costo zero, loro non lo so, perciò ecco la differenza secondo me. Beh, il nostro scopo è quello di puntare alla salvezza, non è che dobbiamo vincere il campionato, però ogni partita fa sé, metteremo tutto il nostro impegno ogni partita sicuramente.